Dunque, siamo all'Istituto Comprensivo 2, siamo alla presenza del dirigente Luigi De Perini e del professore Massimo Zambonini e ci sembra che stia bollendo qualcosa in pentola. Cosa sta succedendo? Beh, sicuramente in pentola sta bollendo qualcosa di molto importante e significativo. Come tutti sanno, quest'anno c'è una grande novità nel calendario scolastico. Il calendario scolastico regionale prevede nelle giornate 2, 3 e 4 del mese di marzo le cosiddette giornate dello sport, ossia un invito alle scuole di ogni ordine e grado della nostra regione di porre particolare attenzione alla cultura, all'attenzione e alla sensibilità verso le attività sportive. Noi abbiamo colto questa proposta interessante e credo anche molto innovativa della nostra regione e ci offriamo alla cittadinanza proponendo due serie di attività. Una serata importante il 1° di febbraio alle 8:45 di sera, quindi alle 20:45 in auditorium comunale, con una serie di ospiti, firme prestigiose del giornalismo, non solo locale, specialisti in materia sportiva, che affronteranno il tema Una scuola attenta allo sport. Il professor Zambonini invece ci illustra che cosa faremo successivamente. Niente, noi abbiamo preso un po' al balzo come istituto comprensivo questa proposta che parte direttamente dalla Regione Veneto e abbiamo così organizzato per le giornate del 2, 3 e 4 di marzo, che illustreremo proprio nella serata del 1° febbraio, come appena detto il dirigente, una serie di incontri, conferenze dove porteremo degli atleti locali molto importanti a far conoscere i nostri alunni, e quindi i nostri alunni hanno la possibilità di interagire, di fare domande, di conoscere il loro mondo sportivo. E mentre per la materia, per la scuola materna e per la primaria faremo delle attività collaterali dove verranno coinvolti un po' tutti quanti i bambini in attività ludico-sportive, ricreative, proprio da fare così una festa in queste 3 giornate che pensiamo siano molto significative e molto importanti. Vorrei un pochino più soffermarmi quello che però sarà il clou di queste 3 giornate, dove noi avremo la presenza di questi atleti importanti che interagiranno con i nostri alunni e credo che sarà un momento importante, significativo anche di crescita per far conoscere ai ragazzini di questa età, anche gli stessi genitori, ragazzi nati e cresciuti a Chioggia che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale. E dove organizzerete questi eventi? Allora, saranno organizzati con scansioni diverse nella giornata di giovedì 2 marzo presso la palestra del plesso dell'Istituto Comprensivo di Chioggia 2, quindi del plesso Pascoli sotto Marina. Avremo l'Olimpionica sia di Zennaro e il team tutta Chioggia Vela che si occupa, Special Olympics, che si occupa di sport velico per disabilità psicofisiche. E poi, mentre nella giornata di venerdì 3 marzo avremo 2 canoisti importanti come Bertotto Vanni, molto conosciuto, e il giovane Luca Boscolo Menegolo, che è un giovane promettente che anche lui, ecco, questi diciamo a Sant'Anna, ecco, avevo dimenticato di dire dove, nella scuola nel plesso della Maderna di Sant'Anna avremo la presenza di questi atleti. Grazie. Grazie. Grazie a te.